Buongiorno amici di Matto Scacco, domanda: cosa succede se Hans sfida Hikaru Nakamura in una partita blitz a 3 minuti? Beh, forse molti di voi sapranno già la risposta, a parte che c'è scritto nel titolo, quindi non ci vuole un grande genio. Andiamo a vedere la partita: Niemann con il bianco, Nakamura con il nero e vediamo la successione delle mosse. Difesa semi-slava, donna C2, cavallo F6, G3 e si entra in una catalana. D per C4, donna per C4, B5 affinché l'alfiere possa andare in B7, donna C2, alfiere B7, alfiere G2 e ora cavallo BD7. Questa è la classica disposizione dei pezzi. Ora probabilmente il nero dovrà assolutamente giocare per spingere la spinta C5 affinché questo alfiere possa aprirsi, poiché se il bianco dovesse riuscire a piazzare in modo solido un pezzo definitivo su C5, la partita per il nero diventerebbe molto complicata. Ora Niemann gioca a Rocco, che in una partita blitz ci sta, cioè sembra una mossa che è ovvia e che comunque però poi si debba fare. Gli sfugge questa carinissima cavallo in E5 per iniziare a tormentare seriamente questo pedone. Ora, questa mossa non è che l'avrebbe fatto vincere, ma gli avrebbe dato magari un leggero vantaggio. Ma a Rocco corto è la mossa che viene giocata in partita. C5 per liberarsi appunto di quel pedone fastidiosissimo. Torre in D1 si dice che attacca a raggi X la donna e quindi in questi casi spesso e volentieri ci si toglie, si muove la donna, anche se la donna non è direttamente attaccata, ma solitamente la si toglie. Stessa cosa fa Nakamura, attacco a raggi X sulla donna in C2. D per C5, alfiere per C5, donna in B3 che si sottrae appunto dall'attacco a raggi X. Ora si può scegliere di arroccare oppure di sviluppare l'ultimo pezzo che ancora manca, ossia la donna, e Hikaru decide di metterla in B6, quindi con guadagno di tempo perché ho sviluppato la donna, ma sto attaccando il punto F2, minacciandolo 2 volte e il bianco deve andare ai ripari. Qual è l'unico modo per andare ai ripari? È quella di giocare 3. Questa struttura per il bianco non è affatto buona, poiché questo alfiere fa fatica ad uscire. Non solo probabilmente non uscirà mai su questa diagonale, ma finché c'è la donna in B3 non riuscirà neanche a mettersi in fianchetto o per dire andare in A3 per cambiarlo con l'alfiere camposcuro del nero. A Rocco corto il vantaggio qui di Nakamura è sostanziale, ma le mosse devastanti devono ancora arrivare. Cavallo C3, A6, A3, alfiere C6 con il piano tipico quando si gioca contro il fianchetto di fare una batteria di donne alfiere che vadano poi ad attaccare. Donna C2, donna B7, la batteria è avvenuta. Ora si può giocare magari cavallo E1, vediamo se il motore sì la suggerisce, oppure come è stata giocata in partita donna in E2. Cavallo in E5, cercando di fare pressione su questo cavallo e quindi poi ovviamente indirettamente anche all'alfiere. E ora seguono cambi. Cavallo per, alfiere per, e Niemann qui trova una mossa molto molto carina che è F3. Sembra che questo alfiere sia intrappolato, ovviamente non si può catturare F3 poiché questa casa è controllata 2 volte, ma questo alfiere ha una via di fuga, seppur non eccezionale, ma ce l'ha. Cavallo D3, si minaccia questo alfiere che è veramente una spina nel fianco per il bianco, l'alfiere si ritira e attenzione rimane sempre su questa diagonale ad inchiodare il pedone in E3. Cavallo in F4, ora si minaccia l'alfiere, alfiere F5 e al bianco sarebbe piaciuto tantissimo spingere questo pedone rendendo praticamente cieco questo alfiere, ma c'è l'inchiodatura, quindi che cosa fa Niemann? Reggi 2 per togliersi dall'inchiodatura, pianificando la prossima mossa di giocare la spinta in E4. G5, bisogna contrattaccare, così se arriva la spinta io posso catturare e arriva la spinta. Ora momento di silenzio perché arriva una scarrellata di mosse geniali da parte di Nakamura. Ti ricordo che era una partita blitz e vediamo se riesci a trovare la mossa corretta. Ti lascio qualche secondo. Ok, di la verità che hai almeno per un istante pensato a un sacrificio su questo punto.
E l'idea tattica è proprio lì sopra, però prima bisogna rimuovere un difensore di questo punto, quindi torre per C3, 2 punti esclamativi come dice il buon Andrea, B per C3 e ora cavallo per E4, altra mossa geniale. Niemann non accetta, gioca cavallo H5. Vediamo solo per curiosità che cosa sarebbe potuto accadere su questa cattura. Semplicemente facciamo una conta dei pezzi. Ora ti sacrifico un cavallo per 2 pedoni e dopo che tu toglierai il re, non so, lo metti in F1, mi prendo anche il cavallo. È interessante questa. E se lui dovesse venire con l'alfierino, che cosa dice il motore? Dice alfiere D3, una mossa che arriverà veramente fra poche mosse in partita. Tu dirai, ma perché non si può catturare? Perché il bianco si prende il matto, ma a questa mossa ci arriviamo. In partita, quindi dicevamo, sulla cattura il Niemann non ha catturato ma gioca cavallo in H5 e ora attenzione F6, altra mossa da 2 punti esclamativi. Nakamura vuole farsi catturare questo cavallo perché ha visto la carinissima alfiere D3, infatti arriva questa mossa con scacco, re F1 e come abbiamo visto nell'analisi di prima, alfiere in D3. Devo dire che vedere una mossa di questo tipo con pochi secondi sull'orologio, io mi chiedo sempre come sia possibile. Alfiere D3. Perché non si può catturare questo alfiere? Qui Niemann abbandona. Perché non si può catturare questo alfiere? Cosa succede? Prova a immaginare. Cattura. Scacco. Il re qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. È costretto solo ad andare in E2. Scacco in G2. E poi riesci a visualizzarlo? Ok, andiamo a vederlo. Donna per D3, scacco, re va in E2 perché dicevamo che le case nere sono controllate, queste sono controllate dalla donna, scacco, re in E1 e ora donna F2, scacco matto, livello altissimo della partita e partita veramente allucinante da parte di Nakamura che ha giocato con un livello di precisione veramente alto pur essendo in una blitz, ma d'altronde non dobbiamo stupirci, Nakamura ha online 3212 punti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo sempre domani con un altro nuovo video e un salutone, ciao!